Sì, 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 ciao da Gennaro, ciao a tutti. Beh, settimana infuocata per le italiane, grande schiaffo alla Roma, 7 palloni e diciamo che ci siamo molto amareggiati, sì, anche perché alla fine sempre italiane su. Sì, cioè non toglie che abbiamo sfottuto i romanisti, io li ho chiamati, ci sono detto, ma i gol a Roma sono sempre 7, o questo numero avete cancellato? Come 7 re di Roma, insomma non sono più 7, o al cinema non vi andate più a vedere 7 spose per 7 fratelli e queste cose qua, insomma sfottò che però loro hanno ricambiato perché poi alla fine è quello che vi domando, ma meglio perdere 7-1 con il Bayern Monaco che comunque è uno squadrone o perdere 2-0 con lo Young Boys? Sì, Young Boys, ma chi conosce questi Young Boys? 2-0 e giustamente loro hanno detto ma che o latte è rimasto un po' stomaco, il latte verde non era digeribile e ci sta pure questo. Però sono deluso non tanto per il risultato che ovviamente non mi fa piacere, ma soprattutto per come si sono comportati quei pseudo tifosi all'uscita dello stadio quando hanno saltato il pullman dei napoletani, dei giocatori. E questo non si fa e questo voglio ribadirlo con forza, no alla violenza. E se volete protestare ci sono altre forme civili, non facciamo in modo che un pistocchi qualunque possa criticare poi e generalizzare su tutti i napoletani. Quindi sempre avanti con diciamo, leggerezza, cercando di incitare la squadra se volete o se protestare insomma, in questo momento critico, però diciamo, forza Napoli e io direi per il momento accantoniamo la parola scudetto e cerchiamo di concentrarci e di arrivare insomma tra le prime per qualificarci in Europa anche l'anno prossimo. Poi si vedrà. Comunque, ragazzi, forza Napoli.